Martedì i lavoratori del bacino ASU provenienti da tutta la Sicilia hanno manifestato davanti al Palazzo dell'Assemblea regionale siciliana per avere le mensilità arretrate e per ribadire ancora una volta che la stabilizzazione è un diritto previsto dalle norme vigenti e che la regione siciliana stessa ha obbligo di rispettarlo. In quinta commissione si è assistito a un valzer di rimpalli, si legge in una nota, fra INPS e Regione che alla fine hanno portato al solo pagamento di gennaio. Infatti non possono pagare dicembre prima che la Regione riconosca il debito fuori bilancio concernente il minore stanziamento del 2016 e conseguentemente non pagheranno febbraio prima dell'approvazione del prossimo bilancio di previsione, poiché i 12esimi disponibili riferiti allo stanziamento del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente non sono sufficienti. Insomma, tecnismi, ma i lavoratori restano senza soldi. A parte gli aspetti tecnici a cui un governo autorevole dovrebbe trovare soluzione anche in deroga, trattandosi di assegni di utilizzazione di personale, leggasi stipendio di 580 euro e 14 centesimi, la Commissione è stata l'ennesimo atto di un regolamento di conti della politica messa a segno nei confronti dell'assessore Miciché, i cui lavoratori sono solo merce di scambio. Abbiamo ascoltato un parlamentare del PD affermare che l'emendamento approvato anche da lui pochi giorni prima nella Commissione non risolverà nulla. Questo è quanto si legge nella nota. Questa è la sintesi di quanto questo schieramento politico che sostiene Baccei e Crocetta siano interessati a risolvere questa vergognosa situazione che fra l'altro hanno contribuito a creare e a mantenere. Il tentativo di una beffa da parte di questo onorevole raggiunge l'apice quando ha affermato che questi lavoratori hanno diritto alla stabilizzazione e in futuro è necessario rinegoziare vincoli assunzionali di personale fra Regione e Governo nazionale che di fatto bloccano le stabilizzazioni. Viene spontanea questa domanda, ma onorevole, si rende conto che avete avuto 20 anni di tempo e non lo avete fatto? Onorevole, con questa finanziaria avete l'ultima possibilità per non avere oltre 5.000 famiglie siciliane sulla coscienza. Provati dallo sgomento di tali notizie, nonostante il sit-in fosse stato sciolto dopo i lavori della Commissione autonomamente, i lavoratori hanno occupato temporaneamente le vie davanti alla sede del Palazzo della Presidenza fin quando, grazie alla negoziazione delle forze dell'ordine, è stato fissato un appuntamento con il presidente Crocetta. È stata confermata, come anticipato in quinta commissione, l'avvenuta sottoscrizione della convenzione fra INPS e Regione, condizione indispensabile per pagare gennaio subito e in futuro dopo l'approvazione della finanziaria regionale e il riconoscimento dei relativi debiti fuori bilancio dei mesi successivi e dicembre compreso. Inoltre, nell'esprimere soddisfazione per l'odierna approvazione in giunta regionale del piano di fuoriuscita dei lavoratori finanziati dal Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione, il CSA, Dipartimento ASU Sicilia, auspica che tutte le procedure propedeutiche al riavvio al lavoro di questi 251 lavoratori siano espletate nel più breve tempo possibile. In serata, i rappresentanti dei lavoratori hanno incontrato come d'appuntamento il presidente Crocetta per ribadire la legittimità delle aspettative di stabilizzazione, nonché la legittimità dell'emendamento supportato da quanto approvato in giunta per i colleghi del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione. Sono stati affrontati i dubbi che potevano scaturire da una prima lettura dell'emendamento. Il presidente Crocetta si è riservato di valutarlo con gli uffici legislativi e finanziari prima di comunicare ai lavoratori se lo sosterrà o meno. Speriamo, si legge nella nota a firma di Mario Mingrino e Vito Sardo del coordinamento regionale CSA su Sicilia e del segretario generale della CSA Giuseppe Badagliacca, in un sussulto di dignità di quest'ultimo per riprendere un percorso che porti alla stabilizzazione questi lavoratori, atto dovuto, legittimo e possibile. Ciò non deve far dimenticare che il Parlamento è l'organo sovrano che approva le leggi, pertanto è fondamentale che ogni ASU che ne abbia la possibilità sensibilizzi un deputato affinché si possa dare giustizia a questa categoria e da subito.